I dati ufficiali del Ministero delle Finanze dichiarano che nel 2018 solo nel comune di Schio il valore del gioco è stato di oltre 32 milioni di euro. È un dato raccapricciante se lo si paragona a quello che è il valore complessivo del bilancio del comune di Schio, che va intorno ai 36 milioni di euro. Per questo motivo, in base anche alla nuova norma regionale, come comune, insieme agli altri comuni del distretto numero 2 dell'ULSS Pedemontana, abbiamo deciso di emanare un'ordinanza per limitare l'apertura degli orari delle case da gioco e delle aree gioco all'interno dei locali pubblici. Il comune di Schio ha dichiarato guerra alla ludopatia contro il gioco d'azzardo e per primo in Veneto ha adottato una serie di misure restrittive limitando l'orario delle sale giochi. Una decisione presa in accordo con il comprensorio dei distretti 1 e 2 e la Regione Veneto, che ha promosso il coordinamento con la conferenza dei sindaci. Sarà interrotto il gioco nelle sale autorizzate dalle 7 alle 10, dalle 13 alle 15, dalle 18 alle 20 e dalle 22 alle 7, tutti i giorni festivi compresi. Sono soprattutto le ore notturne a destare maggiore preoccupazione. Schio ambisce solo ad essere comune apripista, nella speranza di condividere gli stessi provvedimenti anche con le altre amministrazioni comunali venete, a partire dai comuni dell'ULSS 7 Pedemontana, che a breve adotteranno i nuovi orari, contrastando così anche il fenomeno della migrazione dei giocatori nei comuni con regolamenti più permissivi.